Peppe Di Stefano, Sky Sport. Buongiorno mister, all'interno del suo percorso col Milan siamo quasi a 2 anni, di fatto stagioni sportive 1,5. È una delle partite probabilmente più difficili ma anche più affascinanti, più stimolanti, è come se fosse una finale, anche se poi in realtà ci sono altre 3 partite dopo. Come l'ha pensata, come l'ha sognata in questi giorni? Perché se l'è immaginata, immagino, questa partita. Sì, che sia la partita più stimolante, più affascinante e probabilmente anche la più importante, credo di sì, ma i sogni sono belli solamente se si realizzano. È chiaro che l'abbiamo pensata, l'abbiamo preparata, abbiamo pronto la nostra strategia, come facciamo per ogni singola partita, però ripeto è una partita talmente importante, talmente stimolante che chiaramente abbiamo pensato di prepararla nel miglior modo possibile. La mia seconda e ultima è, come le dicevo, c'è la partita domani, poi ce n'è altre 3. C'è chi dice, sono vari correnti di pensiero, c'è chi dice è decisiva, c'è chi dice sì è decisiva, però non è l'ultimo atto perché poi ci sono 3 partite dopo. Lei come la inquadra? Come una partita chi vince va in Champions, a prescindere dalla Lazio chiaramente, o poi c'è ancora tanta strada da fare? Chi vince ha grandissime possibilità di andare in Champions, però non sarà finita lì, non sarà finita domani sera, perché comunque altre 3 partite, altri 9 punti a disposizione sono tanti, e poi chiaramente il fatto che noi abbiamo comunque 2 scontri diretti da qua alla fine, sia con la Juve domani che con l'Atalanta dell'ultima giornata, noi possiamo essere padroni del nostro destino. Significa che se riuscissimo a vincerli avremo grandissime possibilità, però adesso concentriamoci, è inutile parlare poi delle prossime gare, la settimana prossima. Insomma, il calendario è questo qua, è strano vedere un turno infrasettimanale a 2 settimane alla fine del campionato, ma è questo, quindi però in questo momento c'è solo la partita di domani sera perché è uno scontro diretto, siamo a pari punti, la Juve ha tante qualità, tante caratteristiche importanti, ma le abbiamo anche noi, dobbiamo pensare a una partita, sarebbe un risultato veramente importantissimo, eccezionale, vincere a Torino con la Juve, e quindi per ottenere un risultato così straordinario devi fare uno sforzo eccellente. E dobbiamo pensare che le difficoltà ci saranno, ma che dentro le difficoltà non dobbiamo pensare agli errori, ma dobbiamo pensare come risolvere gli errori, come andare sopra i nostri errori, come stare dentro la partita senza arrenderci mai per 95 minuti. Claudio Raimondi, Sport Mediaset. Ciao Stefano. Ciao. Spesso in questo mese ci ha accompagnato dicendo che non eri soddisfatto l'ultima parte, l'ultimo quarto, no? Invece col Benevento si è visto un certo dinamismo, non solo i 2 gol di Ciala e di Teo, ma anche più volte dal tiro Ibra. Ecco l'importanza di Ibrahimovic in una partita così, tutta la sua esperienza, anche come sta responsabilizzando oltre a te i suoi compagni, visto che anche insomma è un assoluto leader, quindi l'importanza di Ibra calato in questa sfida, e ti chiedo se firmeresti un pareggio anche. L'importanza di Zlatan per la nostra squadra è evidente, ma continuo comunque a pensare, a credere che non può essere un giocatore solo a vincere la partita. Continuo a pensare che è come vogliamo interpretare le gare, come le sappiamo interpretare, la qualità del gioco, le certe posizioni che vogliamo prendere, e ripeto, cercare di essere una squadra dentro la partita e matura nel leggere situazioni che possono fare la differenza. Per quanto riguarda l'ultimo quarto di campo, tra l'altro in settimana ci è arrivato anche un altro dato, che siamo la squadra che tira di più da fuori area, ma quella che ha segnato di meno. Quindi questo è il momento giusto per provare a migliorare tutti i nostri numeri. Col Benevento abbiamo creato tanto, segnato solamente 2 gol. Sicuramente dobbiamo essere molto più compatti nella fase di non possesso di quello che siamo riusciti a fare sabato scorso col Benevento, e poi mettere in campo tutte le nostre qualità, e Zlatan è uno di quelle. Francesco Rocchi, Rai Sport. Sì, ciao Stefano. Ciao. Volevo chiederti, settimana scorsa a Milanello lo scontro, il faccia a faccia tra Donnarumma e i tifosi, poi le parole di Maldini, adesso una settimana di allenamenti. Quanto pesa sul giocatore questa situazione in vista proprio della gara con la Juventus e le voci
che vorrebbero un interessamento della Juventus per Donnarumma. Ma in questo momento sicuramente tutto il Milan, tutti qui a Milanello, tutti i miei giocatori abbiamo un solo obiettivo, che è l'interesse del Milan e non sono gli interessi personali. Su questo non ho nessun dubbio, sulla professionalità dei miei giocatori. Come ha detto giustamente Paolo Maldini, alleno un gruppo, abbiamo formato un gruppo non di lavativi, ma un gruppo di giocatori che hanno sempre lavorato per questa maglia, hanno sempre sudato questa maglia e continueranno a farlo, lo faranno fino alla fine. Per questo credo che sia giusto sostenerli, al di là di come possa andare le prossime partite e al di là di quello che poi sarà il futuro di qualche giocatore di noi o di tutti noi, perché del futuro non c'è certezza, e noi però siamo solamente concentrati sulla partita di domani, sul fare il meglio possibile, sul dare il massimo, di cercare di vincere e di cercare di finire bene questo campionato. Carlo Spasserini, il Corriere della Sera. Ciao Stefano, mi soffermo sulla domanda del collega Rocchi. Tu hai parlato con Gigi in questi giorni, come l'hai visto? Perché è innegabile che questa sia stata una settimana forte, dura per lui, complicata. Si è parlato tanto del suo futuro, appunto, ma tu ci hai parlato. Come lo hai visto alla vigilia di una partita che è una partita fondamentale tanto per il Milan, per la Juve, ma forse anche per lui, il suo futuro? Grazie. Io ci ho parlato, come ho parlato a tutti i suoi compagni, e abbiamo parlato della partita di domani, di quello che ci serve per stare bene in campo, della strategia che abbiamo preparato, di come dobbiamo interpretarla. E lui come tutti i suoi compagni sono assolutamente concentrati e motivati per dare il meglio per la partita di domani. Marco Pasotto, la Gazzetta dello Sport. Ciao mister, Ciao. Senti, in base ai tuoi dati e in base anche a quello che hai visto coi tuoi occhi come sensazioni, puoi confermare, ma immagino di sì, che la tua squadra ha nelle gambe la benzina sufficiente per le ultime 4 partite? Assolutamente sì, anche perché credo che comunque sia sempre molto più importante l'aspetto mentale di quello fisico, cioè quello fisico secondo me spesso a volte va di conseguenza con l'aspetto mentale, e noi siamo qui in questo momento dove speravamo di essere, a lottare con altre squadre molto forti come noi per questo obiettivo importante, quindi le motivazioni, gli stimoli sono al massimo, quindi abbiamo sicuramente l'energia per finire bene questo campionato. Antonio Vitiello, Corriere dello Sport e Milan News. Salve mister, buongiorno. Salve. Tra le varie opzioni tattiche per la gara di domani, oltre naturalmente alle Leao e Rebic, potrebbe anche esserci una chance ad esempio per Brahim Diaz. Pensa che un giocatore più tecnico accanto a Ibra possa aiutare la manovra offensiva ad essere un po' più incisiva? Cioè è un modo per non lasciare Ibra più isolato tra la difesa della Juve? Grazie. Più isolato spero proprio di no, e Ibra sicuramente non sarà più isolato e sicuramente non sarà da solo. Io non credo che sia così importante giocare con tanti attaccanti per essere una squadra offensiva. Credo che sia importante attaccare con molti giocatori e avere i giusti equilibri. Poi le settimane e gli allenamenti servono per provare diverse soluzioni, per poi trovare la migliore possibile per la gara di domani, quello che abbiamo fatto in settimana, quindi dipenderà dalle scelte, soprattutto delle caratteristiche, delle qualità dei miei giocatori per chi scenderà in campo. L'importante sarà avere, ripeto, tanti giocatori che possono impensierire la difesa avversaria, che possono occupare delle posizioni che ci diano dei vantaggi e anche dei dubbi a loro. Pietro Mazzara, Tutto Sport. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Tu con il tuo Milan nel corso dell'ultimo anno e mezzo avete infranto diversi tabù, non ultimo quello dello scorso luglio proprio contro la Juventus a San Siro. Il Milan non vinceva con la Juve dal gol di Locatelli nel lontano 2016. Ti chiedo se effettivamente vuoi rivedere domani sera il Milan che rompe i tabù, perché c'è anche un altro tabù da rompere, che è quello dello Juventus Stadium, dove il Milan non ha mai vinto in campionato. Vuoi rivedere quel Milan? C'è la possibilità di rivedere quel Milan in grado di lottare, di essere dentro la partita con quell'intensità per tutti i 90 minuti? Grazie. Chi ci crede può ottenere tutto, e noi ci vogliamo credere, ma ci crediamo non perché
perché è bello dirlo, è bello sentirselo dire, ci crediamo perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Poi sappiamo, ripeto, sappiamo che affronteremo delle difficoltà durante la gara, sappiamo che l'avversario è pieno di giocatori che possono trovare la giocata decisiva in qualsiasi momento della gara, ma noi ci dobbiamo credere perché il nostro percorso ci dice che siamo una squadra forte. E quindi certo che possiamo e vogliamo sfruttare il tabù. Se il Milan non c'è mai riuscito, significa, ripeto, che noi dobbiamo fare qualcosa di veramente importante dal punto di vista della qualità, dal punto di vista dello spirito, dal punto di vista della generosità. Franco Ordine, Il Giornale. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Volevo chiederti questo. Se tu, non so come prepari la partita, ma se tu dovessi far rivedere una partita che in qualche modo sia una sorta di lezione indiretta ai tuoi, di quelle fatte fin qui, che partita faresti rivedere? Bella domanda questa, è anche una difficile risposta perché credo che non ci sia una singola partita. Credo che ci sono tante situazioni dentro una partita che possono essere molto importanti e io credo che nella partita di domani rientri dentro anche tutto il nostro percorso, nel senso che in un anno e mezzo di lavoro abbiamo sviluppato tante situazioni, siamo sicuramente cresciuti in tante cose e domani probabilmente è il momento giusto per mettere insieme tutto il lavoro che abbiamo fatto e mettere sul campo la nostra migliore prestazione possibile. E sappiamo di averne le qualità, ci crediamo molto e quindi cercheremo di fare una partita, ripeto, seria, matura, di qualità e con lo spirito necessario per vincere una partita così importante. Michael Cuomo, Tele Lombardia. Buongiorno mister, la differenza tra Milan e Juventus è comunque sostanziale nel monte ingaggi, negli obiettivi a inizio stagione. Se le avessero detto inizio campionato a maggio, in uno scontro diretto con la Juve vi giocherete un posto in Champions a pari punti. Ecco, quale sarebbe stato il suo pensiero? Ma noi siamo partiti con un chiaro obiettivo che era quello di migliorare la passata stagione e poi dopo siamo andati avanti nel nostro percorso. È chiaro che abbiamo fatto un giro d'andata, è inutile che insomma, ce lo ricordiamo, abbiamo fatto un giro d'andata dove ci siamo presi tanti record, tanti punti consecutivi, tante vittorie consecutive, tante partite dove abbiamo segnato 2 gol consecutivi per ogni gara, tante vittorie in trasferta, però l'importante è essere qua e tutto quello ci è servito per arrivare qua, poi abbiamo avuto un calo probabilmente anche fisiologico, probabilmente l'Europa, probabilmente qualche infortunio, però l'importante è essere qua però l'importante è poi la prestazione di domani sera. Credo che noi abbiamo le qualità per fare bene e dobbiamo farle, dobbiamo pensare positivo, non dobbiamo pensare dobbiamo pensare a fare bene e basta. Martin Sartorio, calciomercato.it. Buongiorno mister. Buongiorno. Dando un po' uno sguardo all'avversario, è giusto sostenere che il punto di forza della Juve sia sugli esterni? Le difficoltà avute da Teo all'andata con Chiesa l'hanno un po', tra virgolette, condizionata in ottica formazione in questa settimana? Grazie. Ma è chiaro che quando giochi sempre con qualsiasi preparazione della partita teniamo molto presente le caratteristiche e le qualità degli avversari e quindi il nostro obiettivo è quando la palla ce l'ha loro cercare di limitare le loro qualità e quando invece ce l'avremo noi cercare di trovare quelle situazioni che ci possono dare dei vantaggi. La nostra strategia è sempre stata questa e sarà in questa direzione anche domani, che poi la Juventus abbia un reparto offensivo con tante cartucce da sparare, con tanta qualità sia sugli esterni sia centralmente, questo sì. Per quello che non possiamo prescindere da una fase difensiva di una squadra molto attenta, molto compatta, con reparti vicini, con delle coperture, sapere che andare sopra l'errore, anzi cercare di coprire l'errore, di coprire il compagno, perché chiaramente meno duelli riusciamo ad avere in fase difensiva meglio sarà. Stefano Bressi, Pianeta Milan. Buongiorno mister. Buongiorno. Le volevo chiedere, contro il Benevento si è rivisto per buona parte della partita un Milan che è riuscito a giocare in velocità con tanti tocchi di prima, passaggi stretti, in verticale, con dei movimenti che insomma hanno ricordato il Milan dei Messi migliori. Premesso che lei ha sempre detto che appunto non si è trattato di un problema fisico,
ma ha anche sempre detto che non c'è stato neanche un problema mentale, perché la squadra ha sempre comunque continuato a credere in quello che faceva. E dipende solo quindi dalla differenza di qualità, oppure effettivamente si è ritrovato qualcosa in quella partita rispetto alle ultime che magari, in cui magari era mancata? Io credo che in certe situazioni non dipende tanto dall'avversario, ma dipende tanto da noi. E sicuramente se vuoi giocare un calcio veloce, se vuoi giocare un calcio efficace, ti devi muovere tanto, devi farlo coi tempi giusti, devi dare tante soluzioni al compagno in possesso palla, le più semplici possibili fino all'ultimo quarto di campo. E col Benevento l'abbiamo fatto bene, ci siamo mossi tanto, abbiamo dato pochi punti di riferimento, la palla si muoveva, l'abbiamo mossa velocemente, quindi abbiamo dato poco tempo agli avversari di rimanere compatti, ma li abbiamo aperti. Questo deve essere il nostro obiettivo anche per la partita di domani. È chiaro che dobbiamo cercare di gestire bene la palla quando saremo in grado di farlo, cercare di muoverci tanto, cercare di essere imprevedibili. Mi piacciono i giocatori che non danno punti di riferimento, credo che con una difesa come ben piazzata, per fisicità, per esperienze come la Juventus, se riusciamo a muoverci tanto, se riusciamo a non essere non essere prevedibili, possiamo avere qualche soluzione in più. Carlo Pellegatti. Sì, buongiorno Stefano. Io Buongiorno. penso che tu e i tuoi ragazzi vogliano entrare nella storia come allenatore e come gruppo. Io ricordo rapidamente nel 1970 il Milan batte la Juventus, gol di Villa e Prati, poi per 18 anni non vince a Torino, gol di Gullit, l'anno di Arrigo Sacchi dello scudetto. Questa partita può essere importante per la tua storia e la storia del Milan, ma soprattutto perché, attenzione, non pochi lo sottolineano, vincere e lasciare magari in difficoltà la Juventus, e potrebbe essere il contrario, per la prossima Champions League, con i proventi, con i problemi che ogni squadra ha, monte ingaggi eccetera, potrebbe essere la partita che potremmo ricordare come una svolta storica non solo per la stagione presente ma anche per le stagioni future. La senti questa positiva pressione dei tuoi ragazzi e tua? Sì, è così. Non so se poi sarà così determinante anche per tutto quello che hai detto per il futuro, ma che sia determinante per il nostro momento, per quello che stiamo facendo, per quello che sogniamo di raggiungere, per tutto il lavoro che abbiamo fatto e per dimostrare che abbiamo veramente raggiunto dei livelli alti. Questo assolutamente sì, che sia una partita che in termini di risultato positivo ci darebbe ancora più convinzione, ancora più fiducia, ci darebbe la possibilità ancora più concreta di centrare l'obiettivo Champions. Questo sì, ne siamo consapevoli. Mi sembra di aver visto una squadra consapevole, preparata mentalmente per affrontare questo tipo di gara. Prima di chiudere lasciamo spazio agli amici di Twitch. Grazie Ilaria. Mister, dalla chat del canale ufficiale Twitch del Milan, Giuseppe66 le chiede questo: a tutti i giocatori a disposizione, lei ha sempre cercato di sfruttare i cambi, ma averli tutti le dà un'arma in più sui cambi per incidere sulla partita? Assolutamente sì, perché chiaramente è molto importante per la strategia iniziale, come è molto importante avere una strategia, un piano di, tra virgolette, di riparazione o comunque di cambiare qualche caratteristica se poi la partita ti dice qualcosa di diverso da quello che avevi pensato, e avere tutti i giocatori a disposizione è sicuramente un aspetto molto positivo per la partita di domani. Mister, Lorenzo Pianini le chiede: negli ultimi 9 anni il Milan non ha mai vinto né mai pareggiato allo Stadium contro la Juventus, però è la prima volta che le due squadre lottano per lo stesso obiettivo da 9 anni a questa parte. Può incidere? Credo che le pressioni siano su entrambe le squadre, questo sicuramente sì, ma noi le abbiamo volute questo tipo di pressione, abbiamo aumentato le nostre aspettative, quindi credo che abbiamo il piglio giusto, l'approccio giusto per giocare questa partita. Mennutigno 10 le fa una domanda un po' calda, un po' emotiva. Andiamo a Torino con lo stesso spirito con cui ci abbracciavamo durante i rigori di Rio Ave? Deve essere così perché in quella serata lì volevamo assolutamente raggiungere un obiettivo importante, che era il primo obiettivo della stagione, e domani abbiamo l'occasione di
non di centrare definitivamente, però per essere una partita da svolta, questa sì. I tuoi colleghi oggi non mi hanno fatto la domanda che mi hanno fatto per tutto l'anno, se era la partita della svolta, probabilmente domani può essere la partita della svolta. Grazie a tutti, buon lavoro e buon sabato.